Cari amici di Trevignone, benvenuti al second talk del quarto gradim, la trasmissione dove si cerca di venire fuori da gialli, da fatti da paura. L'altra volta abbiamo risolto il caso del cannibale di Vignole, che adesso di fatti si era dentro, gli ha buttato via anche la chiave e quindi caso risolto. Ancora invece una faccenda un po' più grossa, quella del killer della motosega. Cioè, sto killer è uno che si diverte ad andare in giro, ne abusa, alcol, IVA, e con questa motosega, e quello che fa? Taglia su tutto quel che va al verso, tu quanto. Poi, fatto curioso, macabro, cos'è che fa questo? Lascia le vittime taglia su a tocchetti, senza mano, senza bracci, e le lascia su, cioè piantare nella terra, cioè che è anche brutto da vedere, no? Come l'altra volta vi raccomando di mettervi i putelotti che sta a dire ai videogiochi che fa casini lì, si sbarra lì, no? Che dopo magari insomma i tornacalori e motoseghe vanno in giro e fa disastri. Non mi resta che dirvi alla prossima. Oh, mi raccomando i putelotti. Anche oggi abbiamo nel nostro studio di Televignole il dottor Dino Dimedesi, noto cramentologo, quindi esperto. Allora, dottor Dimedesi, come si spiega questa ferocia, questo infierire con uno strumento di istruzione come la motosega, soprattutto poi lasciando le vittime in quelle posizioni, con le mutilazioni, conficcate per terra, insomma come macabri totem direi. Come lo spiega? Dal punto di vista scientifico chiaramente. Guardi, le dirò, per non dire di no e di sì, anche stavolta direi forse. Forse siamo, a mio avviso, in presenza della ben nota sindrome bergamasca detta POTA. Come lei ben sa, POTA è un intercalare piuttosto frequente nel dialetto bergamasco, proprio perché lì quella della potatura è, diciamo, un'antica tradizione rurale. Insomma, c'è all'approssimarsi per lo più della primavera questa frenesia. Il serial killer in questione, per quello che ho potuto appurare dalle carte giudiziarie, è colpito dalla taglite, cioè una forma morbosa, compulsiva, che induce i portatori apparentemente sani di questo virus, di questa malattia, a fare a pezzi qualsiasi cosa incontrino. Come dire, come se da loro dipendesse la ricrescita di corpi ammalati, colpiti da parassiti. Lasciano poi le vittime in quelle strane posizioni proprio per dimostrare che senza la loro azione preventiva ci sarebbe stato il caos, mentre loro amano l'ordine, che solo il taglio regolare, quindi fatto con una motosega, un mezzo meccanico di precisione, può garantire. Grazie della vostra ospitalità. Grazie ancora.
abbiamo una super testimone, una donna che ha visto insomma le vittime ridotte in quelle orribili condizioni. Aveva notato qualcosa di strano nei giorni precedenti? No, era tutto normale come sempre. Dicono che sia stata lei a dare l'allarme. Sì, ho chiamato subito mio marito, ero inorridita. Conosceva le vittime? Sì, da anni, le ho viste praticamente crescere. E ospite, non si può fumare qui. Appena pizzare, appena... Chiaramente. Piano, piano. Posso parlare? No, perché se voi sapete come è nata a finire la storia, allora parlate voi, niente che mi ci amiche, mi fate smorzare le sigarette. Allora, no, la motosega non è mia, non l'ho neanche rubata. La motosega è la ciapada da un amico, il Mario. Cioè, sto amico che l'ha prestata al Mario perché il Mario vai sempre a portarmi gli olivi, e ho detto, sa che vado via di dare una poedina a quegli olivi di diversi cimiteri, che tra l'altro si conosce sulla strada, quando mi passa, con i camion, con i camper, e gli sbrega la carrozzeria, insomma, cioè, anche nel senso civico direi, no? Vuol dire dare una poedina, ecco. Dopo, come Noela, torno e vedo che la taglia in quella maniera lì. Lui mi dite, parto la sacca, un messaggio che gli era tutti malai, no? E ormai gli ero ormai destinati a morire. Ecco, dico, vabbè, ma serviva a tagliarli così, farlo, guarda, io sono esperto, non capisco dentro niente di queste robe qui, quella ragione, no, vabbè. No, quella storia degli olivi tagliati così sulla costa dei castelli, l'oliva, no, che c'entrami, no, ma neanche al Mario penso, no. Comunque volevo dirvi, anche a voi te vignore, prima di montare sui casi, prima di far su casini, è informave da gente, tanto era sul suolo privato, e dopo, cioè, frega la gente se è stata tagliare gli olivi in quella maniera lì, cioè, non vi dico niente, tutto a posto, anche a voi però, anche a voi dai, eh?